Mister, al di là del fatto che avete tenuto la parità aperta fino all'ultimo, però insomma è una squadra in campo, la Nuorese. Sì, però sono dispiaciuto perché questa squadra non deve vivere queste sofferenze fino alla fine, no? Perché poi ce le portiamo dietro, abbiamo fatto l'1-0 e poi ci siamo seduti come se volevamo gestire l'1-0, invece no, noi dobbiamo cercare di chiudere quando c'è la possibilità, no? Abbiamo visto con Rieti che sono secondo me 2 punti che pesano del girone d'andata, perché oggi se noi leggiamo la classifica con quei 2 punti in più, scusate i maledetti dell'ultima palla, sarebbe tutto un altro campionato, stiamo a parlare, no? Io parlo dell'unica, allora vorrei che la squadra gestisse bene queste cose, perché adesso usciamo 1-0, io non l'ho mai detto, non c'è stata mai partita, scusate se lo dico, cioè, abbiamo avuto 7-8 potenziali palle gol, il portiere nostro ha fatto una parata, non vi ricordate, insomma, sono un po' dispiaciuto solo per queste cose qua, insomma, meritavamo un risultato più ampio, ma perché ce lo siamo meritati. E questo è un po' il rammarico, dobbiamo lavorare, però d'altra parte siamo partiti col piede giusto, no? Diciamo sempre un derby, sentire, ragazzi, li vedevo, addirittura c'è un giocatore che mi ha chiesto al 30° del primo tempo quanto mancava. Mi sono arrabbiato, come quanto manca? Per dire come la sentivano pure noi, sentiamo sta partita, insomma, ecco. Sì, era un derby, sì che è una partita difficile, però la squadra è entrata col piglio giusto in campo, abbiamo giocato a una porta, il risultato è bugiardo perché l'1-0 ovviamente non dice i valori in campo. Le due squadre oggi, noi facciamo gli auguri alla Torres per il proseguo del suo campionato sperando che si salvi perché abbiamo bisogno che la Sardegna si presenti nei gironi nazionali con più squadre possibile. Sì, questo è l'augurio che faccio alla Torres per il nuovo anno e a tutte le squadre sarde. Oggi ovviamente in campo c'era solo la Nuorese, abbiamo visto una bella Nuorese, non riusciamo a segnare, abbiamo avuto ancora qualche difficoltà davanti, però una gran bella partita, una bella giornata di sport, gran pubblico, quello che ho sempre voluto e desiderato. Oggi è stato un sogno vedere lo stadio pieno, speriamo di replicare nelle prossime partite che la città ci segua come oggi.